Amici bellini, si parla degli orsi, dobbiamo parlare degli orsi dell'Abruzzo e dobbiamo ovviamente parlare della conferenza di De Laurentiis, della presentazione del ritiro di Castel di Sangro. Cominciamo senza dubbio, cominciamo. Allora, benvenuto Young Alive One. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, i più giovani iscritti che magari non ricordano tutte le vicissitudini e come il Napoli arriva a questa vittoria straordinaria. Benvenuti a tutti quelli che invece stanno con noi da tanto tempo. Lasciate un like, 2 like, 3 like. Arriviamo a, non lo so, 600 like. Vediamo come succede. Un like per l'orsacchiotto, l'orso Bruno. Perché? Perché è uno dei momenti della conferenza, ovviamente conferenza che deve riguardare il ritiro, quindi domande inerenti al ritiro, ma poi si va sempre lì e si parlerà insomma dell'allenatore, del direttore sportivo, con De Laurentiis in grande forma come al solito, che però arriva a dire una cosa che mi inorgoglisce tantissimo e quindi andiamo per ordine a sviscerare il tutto. Non lo so, mi sposto di là per una questione di abitudine, no, ma poi compare questa cosa così brutta, togliamola questa cosa brutta e vediamo, magari mettiamo una bella foto di De Laurentiis. Ritiro che si svolgerà dal 28 al 12 e non dal 29 al 12 come qualcuno aveva detto, ci tiene a sottolineare il presidente. Comincia con un mezzo equivoco, insomma lo stesso presidente non si ricordava da quanti anni stiamo andando a Castel di Sangro per il ritiro, gli suggeriscono 4, un altro dice 3 o 4, ragazzi, se voi non lo sapete, però pur tu lo dovresti sapere. E poi dice una cosa, ci si sa che i napoletani sono invadenti, vabbè, vi dovete abituare, i napoletani sono invadenti. Comincia così la situazione e ci fanno sapere, tra le varie chiacchiere, tra le varie iniziative che ci saranno a Castel di Sangro, che vogliono organizzare Miss Scudetto 2023. E lì insomma le solite cose, tu farai parte della giuria, presidente, vuoi fare la parte della giuria, ma tu devi fare, non devi, perché poi dobbiamo mantenere l'attenzione, se no con i tic toc, tic tac e tic tic poi ti viene un tic e si perde l'attenzione, quindi poi la Miss deve avere anche cose di intelligenza, la bellezza interiore, la bellezza esteriore. E poi a De Laurentiis viene un'idea estemporanea, dice: sai che dobbiamo fare? Noi in giuria ci dobbiamo mettere Carlo Verdone, perché noi stiamo scrivendo la quinta serie della serie con Carlo Verdone. A quel punto le Miss, quelli che arrivano, insomma si allarga con questa cosa e dice che poi possono eventualmente far fare un provino a quelle che arrivano in finale di questo concorso di Miss Scudetto, ma sempre che Carlo Verdone non ci mandi a fagù. Ed è una cosa che il presidente ama sempre dire. Dopodiché sottolinea e bacchetta un pochino a livello grammaticale, insomma, la scelta del lessico: sigillerà o suggellerà, per eventuali, credo si parlasse di francobolli celebrativi, insomma. E poi il presidente comincia a dire: ma chi di voi giornalisti gioca a tennis? Insomma, vorrebbe organizzare dei tornei per i giornalisti. Chi gioca a tennis? Ma giocate a calcetto? Si gioca a padel, perché tutti giocano a padel oramai, e quindi c'è questa idea di organizzare dei tornei con gli addetti ai lavori. Dopodiché De Laurentiis ci fa sapere che riceve un invito dal Barcellona per il camper e lui dice di no. Poi riceve un invito dal Manchester United e dice di no, perché dice no, quel giorno poi io c'ho il concerto di Gigi D'Alessio. Al di là della battuta, De Laurentiis ci tiene a ribadire che non vuole andare in trasferta e che tutte le eventuali amichevoli sono da considerarsi di squadre che vengono a Castel di Sangro, o credo anche per quanto riguarda Di Varo. Insomma, De Laurentiis non vuole portare la squadra in trasferta a fare amichevoli, perché bisogna concentrarsi sulla preparazione. Dopodiché cominciano le domande da parte dei giornalisti e si comincia chiedendo a De Laurentiis una nuova profezia, perché in quella stessa sede, insomma in sede di presentazione del ritiro l'anno scorso, ci fu la profezia, diciamo, chiamiamola profezia dello scudetto. E con chi?
Ovviamente De Laurentiis risponde: vedremo. I nomi da 20 sono passati a 40 sulla sua scrivania, però sviscera una serie di punti. Questo è importante, ragazzi, perché noi quando facciamo delle ipotesi sul nuovo allenatore del Napoli dobbiamo partire da un assunto: lo sta scegliendo De Laurentiis oppure c'è in concerto con Giuntoli, perché il direttore sportivo che poi deve fare il mercato. Noi finora abbiamo sempre visto un Giuntoli che era d'accordo con l'allenatore, che facevano il mercato, poi si propone al presidente, il presidente accetta o rifiuta di comprare quei giocatori e quei profili. Questo vale anche per i giocatori in uscita. Se un DS dice no, questo giocatore ci serve, io ci ho puntato molto, non lo vendi, devi chiedere al prossimo allenatore se puoi vendere dei giocatori che adesso si sta parlando di cessioni importanti. In conseguenza De Laurentiis ci dice: tra i 49 io devo trovarne uno che sia adatto al 4-3-3, perché De Laurentiis ha stabilito che questa squadra deve giocare solamente con il 4-3-3, il che, se chiedete a me, è una follia assoluta, perché tu già stai mettendo dei paletti e stai entrando in certi discorsi che sono di campo, che sono tecnico-tattici. Se un allenatore poi si permette di spostare delle pedine e fare il 4-2-3-1, oppure decidere di mettersi a 3 in difesa o di fare un 3-4-2-1 ad alberello di Natale, insomma, il presidente attualmente ha detto bisogna giocare 4-3-3, il che è una scelta che secondo me è molto discutibile, perché tu devi lasciare spazio. Arriva un grande allenatore che vuole fare, mettiamo che Conte decide di venire, lo costringi a fare il 4-3-3, diventa difficile. Dopodiché bisogna valutare il carattere dell'allenatore e che sia culturalmente immettibile a Napoli, cioè che possa sposarsi poi con la cultura napoletana. Questo poi è da capire, perché se uno fa per esempio un nome di Nagelsmann, lo sappiamo che adesso non è più disponibile, ma se si è fatto in passato, probabilmente De Laurentiis ci dice anche: si può inserire un personaggio del genere nella cultura napoletana? Spalletti è uno che ha capito subito come si doveva comportare a Napoli e si è inserito benissimo. Dobbiamo vedere se il prossimo lo farà. Ti chiudo il discorso dicendo: comunque abbiamo una squadra forte, non abbiamo intenzione di vendere, anzi vogliamo integrare la squadra e poi vogliamo aprire un ciclo che sia buono per tanti anni. Dopodiché entra in una polemica molto specifica per quanto riguarda, mi dice: io non sono rimasto male per la Champions, quindi non dice De Laurentiis in sede di ritiro di conferenza stampa, dice quest'anno puntiamo a vincere la Champions, perché sarebbe stato assurdo, quindi bene che non lo faccia. Fa un passo indietro e dice: io non sono rimasto male di essere uscito dalla Champions con il Milan, tornando anche sull'arbitraggio e su certi discorsi, ma dice: io sono rimasto sconcertato dai 4 gol presi con il Milan in campionato. E lì bisogna riflettere se quello non è stato un altro momento in cui le giarretelle che probabilmente già scricchiolavano, probabilmente siamo arrivati a una rottura definitiva, perché se ci sono state poi delle rimestranze dopo quella sconfitta, e veramente si fa anche un'ipotesi fantasiosa, dice magari poteva essere una strategia decidere di perdere di proposito così non gli fai capire niente. Questa cosa io l'ho sentita anche da parte dei tifosi. Questo secondo me De Laurentiis in qualche modo segue e legge un pochino tutti, compreso il sottoscritto, ma poi ci arriviamo perché mi ci segue sicuramente. E dice magari tu fai la strategia e poi dopo li sorprendi così. Il calcio purtroppo non funziona così. Le partite, ed questa è una delle pochissime verità banali che però restano verità assolute, le partite sono singole partite, ogni partita è diversa dalle altre. Allora tu non puoi dire con il noi l'abbiamo lasciato a 20 punti, non ci può stare, dice proprio questa frase che si dice nel calcio: ci può stare perdere una partita. Il presidente dice non ci può stare, e allora vi renderete conto che il prossimo allenatore che viene si scontra con una realtà dove il presidente dice: noi siamo più forti, tu non puoi perdere una partita, non puoi sbagliare una partita, i giocatori non possono avere una partita in cui la palla finisce sul palo, c'è la giornata storta, c'è la giornata dove proprio non entra, c'è il rimpallo che ti porta a perdere la partita. Il presidente non lo accetta questo, e questa è una situazione un po' particolare, perché lo sappiamo che il calcio è così, e perde il Manchester City e perde il Barcellona, e il Napoli arriva a fare più punti di tutti in Europa. Se ci vogliamo lamentare di un Napoli che fa più punti di tutti in Europa, e siamo veramente alla frutta, come ci si può lamentare di questo? Poi nella foga della partita è chiaro che fa male a noi tifosi perdere 4-0 con il Milan, è chiarissimo, e ci dobbiamo lamentare al momento. Poi con freddezza devi dire: vabbè, abbiamo fatto quel popò, è naturale che siano umani, che siano esseri umani i giocatori. Di conseguenza poi dipende da come si rinforzeranno anche le altre squadre, e dipende, ci ritorniamo, dalla Coppa d'Africa, quindi ritorniamo a varie frecciatine alla FIFA, dove lui dice: io se poi
poi c'è giocatori africani che se ne partono, e ritorna il discorso che dobbiamo pensare su Osimhen. Di conseguenza gli si chiede poi dopo una data specifica per l'allenatore e De Laurentiis si mette un tempo limite del 27 giugno, cioè chiede una ventina di giorni per poi ufficializzare tutto questo. Poi dice non ho bisogno di un manager, perché gli si chiede vuoi un allenatore manager, hai bisogno di un manager? Dice io non ho bisogno di nessun manager. Quindi per quelli che magari pensavano a un Benitez possiamo credo scordarcelo, anche perché glielo chiedono. E De Laurentiis torna a parlare degli ex, dice io con tutti i miei ex allenatori ho un rapporto amicale e se li facessi tornare non farei il bene loro probabilmente, poi mai dire mai, quindi lascia tutto aperto. E quando gli si chiede di Giuntoli il presidente è molto piccato, devo dire, risponde Giuntoli ha un contratto fino al 2024 e non si deve parlare. Allora ovviamente viene spontaneo pensare se De Laurentiis è quello che vuole far rispettare i contratti, non è lo stesso che dice io non trattengo nessuno. Se vuoi trattenere Giuntoli allora devi parlare con Giuntoli del nuovo allenatore, non devi andare a cercare i 40 nomi da solo, perché altrimenti non c'è concerto, non c'è unione di intenti e non fai il mercato con il tuo direttore sportivo. Sotto questo punto di vista è un po' strano e dobbiamo vedere come si sviluppa, perché se la Juventus ci fa sapere e fanno sapere che confermano Allegri e non sono più intenzionati a cercare Giuntoli, visto che è libero il Milan, dobbiamo pensare che Giuntoli potrebbe entrare nell'ottica Milan e il Napoli potrebbe entrare nell'ottica Massara, ma non lo so, perché in questo momento De Laurentiis non ci parla della figura del direttore sportivo, considerando il contratto ancora di un anno di Giuntoli. Dopodiché gli si chiede nello specifico di Italiano e lui dice ad Italiano io ho fatto i complimenti quando l'abbiamo incontrato, è un allenatore che gli piace, ma è impegnato con la Fiorentina che è un club amico, quindi non vuole interferire. Se poi rompe lui, ecco, apre comunque alla possibilità De Laurentiis, se rompe lui con la Fiorentina allora uno potrebbe cominciare a pensarci, però lui non c'è tra i 40 nomi che dice, di conseguenza dobbiamo escluderlo per il momento. Solo che se non c'è lui tra i 40 nomi e De Laurentiis dice io non ho intenzione di pagare nessuna penale per i allenatori che sono già impegnati, gli si chiede giustamente ma loro sono 40 nomi che non hanno impegni, senza contratto, e lui dice no, io devo capire di questi 40 nomi chi è impegnato e chi no, perché lui pensava, De Laurentiis pensava che Italiano fosse a scadenza e invece non è così. Dopodiché De Laurentiis dice ai giornalisti che li vede mosci perché non riescono più a fare, non partono domande né per il ritiro né per quanto riguarda il futuro della squadra. Avete delle domande sugli orsi? E quindi ritorna il discorso degli orsi, poi verrà in salvezza Lombardo e poi dice una frase De Laurentiis, dice il direttore sportivo non è centrale nei suoi pensieri, dice no, io non è importante, non è una cosa importante, non è la sua priorità al momento, il che è un po' scary, è un po' spaventoso. E poi quando ritorna al discorso dello stadio virtuale, dello stadio reale e fa di nuovo il recap di tutta la storia di quando lui si presenta con l'assegno da 130 miliardi e poi non lo può fare e poi nel 2004 compra il pezzo di carta, io faccio i complimenti al presidente perché onestamente ci sono state solo 2 persone al mondo. Ci fu un articolo del Napolista che fece il recap di tutta la storia e si arrivò al prezzo finale dei 29 milioni e rotti, perché Napoli ricominciò dalla Serie C e non dalla Serie B, e il presidente dopo aver in questi anni detto 39, all'ultima intervista a Paramount Plus disse 37, è arrivato oggi a dire ho pagato più di 30 milioni, quindi io apprezzo che il presidente non lo so se ha seguito noi, ma insomma non l'ho sentita da nessun'altra parte questo tipo di sottolineatura. Noi l'abbiamo fatta perché c'è tutta la differenza del mondo tra 37 milioni e 29-30 milioni, perché 8 milioni fanno una differenza importante. 8 milioni sono 2 anni di contratto del prossimo allenatore, per capirci, quindi è una bella differenza. E quindi poi si parla di alleati, di possibili alleati che lui sta creando con la Fiorentina, con la Roma, forse anche con il Milan per quanto riguarda i diritti TV, perché poi è quello l'interesse principale, insomma, degli interessi che girano intorno al calcio è farsi pagare bene dalle TV e quindi tra stadio reale e stadio virtuale fare più soldi possibili, ma senza pensare allo stadio
ogni tanto questi 99 anni che escono, il soldo vero è capire come poi finalizzare quegli 83 milioni di cui si parla sempre. Dopodiché Lombardo entra in campo e dice: se nessuno fa le domande, fa lui delle domande ai rappresentanti di Castel di Sangro e dice ci sta il sold out. Poi gli si chiede sugli orsi, dice ma sono un pericolo gli orsi, si mette paura alla gente e gli si risponde che in realtà è l'uomo che è un pericolo per l'orso e non l'orso che è un pericolo per l'uomo. Insomma, varie cose. Questo è quanto è venuto fuori da questa conferenza stampa. Un De Laurentiis combattivo, sorridente, tosto, con gli addetti ai lavori che non riescono a strappargli frasi. Contemporaneamente mi sembra evidente che lui stavolta non ha messo, avete notato, non ha messo il paletto all'inizio come ha fatto in passato, dice io rispondo solo a domande sul Trentino, anzi aveva delle cose da dire, ne ha approfittato e ha risposto. Quindi quando, come Spalletti ci ha detto io qualsiasi domanda mi fate alla fine se ho delle cose da dire vi porto alla mia risposta, lo stesso ha fatto De Laurentiis parlando dei 40 allenatori, parlando della sua insoddisfazione per la sconfitta con il Milan. Quindi comincia la classica il classico momento in cui si deve parlare male dell'allenatore che se ne va. E leggevo in chat, lo leggevo, già leggo di tutti quelli che stanno facendo le pulci agli errori di Spalletti dell'anno precedente e anche di quest'anno, cioè nemmeno con la vittoria dello scudetto a 16 punti di distacco dalla seconda si può dire Spalletti ha fatto un ottimo lavoro. No, adesso che Spalletti se n'è andato si deve denigrare e lo seguono tutti quanti quelli che lo devono seguire, si deve denigrare, deve dire non serve a niente, va bene chiunque venga. Questo è il pericolo che vi avevo detto tempo fa. La speranza è che il Napoli vincente possa portare nuovi giocatori a dire io posso pure restare qua, perché si vince a Napoli, si può fare c'è un grande futuro a Napoli, non deve essere solo di passaggio, quindi cresce il brand, cresce il fatturato e De Laurentiis si rende conto che questa gallina può fare delle uova d'oro sempre più grandi. Oppure il pericolo, questa è la speranza, il pericolo è che lui pensi veramente di poter fare tutto da solo e dice il direttore sportivo non è centrale, l'allenatore ho tempo fino al 27 per sceglierlo, ho 40 nomi e lo scelgo io. Questo onestamente mi mette un pochino di ansia. Contemporaneamente ricordiamo a tutti che ho deciso di dare un anno serio di credito a De Laurentiis perché avevamo l'ansia l'anno scorso con la vendita di tutti i giocatori importanti ed è andata benissimo, c'era una continuità tecnica però di Spalletti. Adesso l'ansia è diversa, al di là di quello che sarà il mercato, l'ansia è riuscirà il nuovo allenatore a creare in campo e fuori dal campo quelle sinergie che possono portare questa squadra a comandare in Italia, a continuare a comandare in Italia, visto che le altre sono dei punti interrogativi almeno quanto noi, perché non sappiamo che fine farà la Juventus, non sappiamo che fine fa la Roma, non sappiamo l'Inter e non sappiamo il Milan con questa rivoluzione Maldini eccetera eccetera. Di conseguenza grande credito, io pompiererò a tutta forza qualsiasi allenatore verrà, qualsiasi direttore sportivo sarà nominato e qualsiasi saranno le prime amichevoli o i primi risultati in campionato, perché bisogna aspettare e non possiamo subito dire ho logo, andiamo subito nello scatafascio. Calma, registriamo che il presidente sta diventando più preciso sotto certi punti di vista su alcune dichiarazioni, altre sono le solite e noi aspettiamo i risultati, perché non possiamo fare il tifoso del Napoli rischia spesso la brutta figura quando parla troppo in fretta e decide Kim non è buono e Kvara è una creatura e Chillada non è buono e poi diventano fortissimi e si devono stare zitti. Quindi è importante avere prudenza nei giudizi, le preoccupazioni sono legittime e io le capisco e le condivido, però c'è un anno di credito che si sono meritati sul campo, perché se lo sono meritati sul campo. Speriamo di fare ancora meglio. Da New York Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio e ma le parole di De Laurentiis non possono essere racchiuse in uno short. Sigillare o suggellare? Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.